4 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla direzione distrettuale di Catanzaro sono state eseguite dai carabinieri nel corso di un'operazione anti-'ndrangheta che ha preso il via questa mattina nella provincia di Reggio Calabria e che riguardano l'indagine sugli attentati commessi nel 2010 alla Procura Generale e al procuratore di Reggio Giuseppe Pignatone. Il COISP, il Sindacato Indipendente di Polizia, ha organizzato ieri un convegno dal titolo La criminalità e le nuove frontiere dell'illegalità, presso la sala del Consiglio della provincia di Catanzaro. L'incontro è valso il riconoscimento di 8 crediti formativi per gli avvocati che hanno partecipato, tramite un'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro. Nuovi voli Ryanair da e per la Calabria attraverso lo scalo di Lamezia Terme, e questo quanto ufficializzato dall'odierna conferenza stampa convocata presso gli uffici della Sacal, la società che gestisce l'aeroporto lametino guidato dal presidente Vincenzo Speziali. Durante la conferenza stampa si sono ufficializzate le nuove rotte e l'implementazione dei voli Ryanair per Barcellona, Bergamo, Bologna, Bruxelles, Düsseldorf, Londra, Parigi, Pisa, Stoccolma e Trapani. Ieri pomeriggio il sindaco di Catanzaro, Rosario Olivo, è giunto a Crotone per visitare alla Croton Art Gallery la mostra di pittura Ritrovare il colore perduto del docente e giornalista Giuseppe Romano, che sta ottenendo un buon riscontro di pubblico e critica. Dopo aver espresso apprezzamento per l'opera di Romano, il sindaco Olivo ha ringraziato l'artista per la donazione di alcune opere alla Galleria Nazionale di Catanzaro.